Sono oltre 5.000 i vaccini anti-influenzali e contro il Covid già distribuiti nella provincia di Taranto e il numero fornito da Michele Conversano, dirigente del Dipartimento Prevenzione e Protezione dell'ASL Ionica, in occasione dell'Open Day che ha formalmente dato il via alla campagna vaccinale. L'obiettivo è quello di assicurare una prima protezione dalle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura nei soggetti fragili. Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, infatti, il vaccino è gratuito per le persone con età superiore a 60 anni, i bambini da 6 mesi ai 6 anni d'età, le donne in gravidanza, i soggetti affetti da patologie croniche e i pazienti che devono subire importanti interventi chirurgici. Vengono sottoposti alla vaccinazione anche il personale sanitario, gli addetti ai pubblici servizi, i donatori del sangue e le persone che per motivi di lavoro sono a contatto con animali che potrebbero generare infezioni da virus. L'influenza, ha detto Conversano, non va sottovalutata, può essere una malattia insidiosa per tutti quanti. Prevenire vuol dire evitare malattie, evitare costi anche della sanità. Noi senza la vaccinazione avremmo dei costi sanitari insostenibili. Il virus segue le stagioni e quindi noi normalmente ci aspettiamo quello che è successo nell'emisfero meridionale, sud. Quindi in Australia è stata una brutta influenza, noi speriamo che non sia neanche anche da noi, però abbiamo la possibilità di proteggerci ed evitare che un'influenza diventi una cattiva influenza. La campagna andrà avanti anche nelle prossime settimane. I cittadini potranno vaccinarsi negli ambulatori dell'azienda sanitaria grazie alla collaborazione attiva dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che si sono resi disponibili per la somministrazione dei vaccini. E non solo, anche i medici di famiglia e i pediatri offrono il servizio e quest'anno si aggiungono le farmacie. Il Dipartimento di Prevenzione inoltre mette a disposizione la sede in Via Leonida 2 il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16:30. Insieme al vaccino antinfluenzale è possibile anche richiedere la somministrazione del vaccino anti-Covid aggiornato.